La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Sportivi siciliani, ben trovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo gli appuntamenti sul canale 19 alle 15:30 in diretta e poi in replica anche alle 19:20 sul canale 15 di 7 Gold. Parliamo di calcio dilettantistico, sappiamo che in Serie D finalmente si è conclusa questa lunga stagione con la vittoria del Savoia 1908, settimana prossima partiranno i playoff e partiranno anche i play-out. Per parlare di Serie D, ma parleremo anche di eccellenza più tardi, abbiamo un ospite, il presidente dell'Enna Calcio, Luigi Stompo. Presidente, buonasera. Ciao Ettore, grazie a te per l'invito. È contento, rilassato perché è stata una stagione lunghissima, fino all'ultimo eravate insomma al centro del campo sentendo i risultati di Ragusa per capire se insomma riuscivate a salvarvi direttamente. Ci siete riusciti, come ha detto bene lei, è stata una stagione incredibile. Qual è l'emozione che si porterà appresso anche nella prossima estate? Ma guarda, è stata veramente, come dicevi tu, una stagione esaltante, difficile, complicata, perché abbiamo trovato, diciamo, delle squadre, delle compagini veramente attrezzatissime e abbiamo avuto tantissime difficoltà che abbiamo saputo fronteggiare, risolvere per fortuna. E abbiamo avuto dei ragazzi, devo dire, che hanno fatto un gioco straordinario. È vero, è vero, è vero. Per sfortuna, tra virgolette, siamo arrivati a giocarcela l'ultima giornata, forse per un po' di inesperienza da parte dei nostri ragazzi, ma secondo me meritavano i ragazzi di chiuderla qualche giornata prima. Enna, insomma, è stata contenta che anche la prossima stagione farete questo campionato importante, quello di Serie D. Credo che la piazza abbia risposto anche nelle parti finali con una certa disponibilità al tifo. Ma sì, Enna ci segue oramai da 10 anni, è il nostro progetto e siamo andati sempre in crescendo. Adesso abbiamo diciamo, conservato la Serie D, protetto la Serie D che abbiamo... È un patrimonio questa cosa, è un patrimonio di tutta la città, quindi io ce l'ho messa tutta per portare di nuovo, diciamo, per dare la possibilità a Enna di rivivere di nuovo questa emozione, di rigiocare questo campionato che per noi non lo giocavamo da 34 anni. È vero. Per cui adesso dobbiamo custodirlo gelosamente perché è un patrimonio importante. È vero, è vero. Tra poco guarderemo tutte le schermate di questa ultima giornata. Nel frattempo possono invece partire le immagini di questa partita che avete giocato contro il Favara. Ecco, questo è il momento in cui le notizie da Ragusa confermavano la vostra prossima stagione in Serie D. Favara che comunque nella parte finale ha disputato un campionato pazzesco, si è salvata grazie al cielo, volendo anche con qualche settimana di anticipo, però è anche vero che contro di voi la partita se l'è giocata alla grande. Ma sì, Ettore, questa è la cosa più bella del calcio, cioè noi abbiamo sofferto contro una squadra che ha dato tutto quello che aveva. Ha onorato il calcio. Ha onorato il calcio ed è quello che mi piace. Noi l'abbiamo conquistata sul campo. Io ho detto sempre ai miei ragazzi, non si fa sempre leggende metropolitane sulle finali di campionato, cioè noi dobbiamo stare concentrati sul pezzo perché dobbiamo andare a giocare la partita. Io ero sicurissimo che gli amici di Favara avrebbero giocato la partita. Giusto. E ci hanno messo in grande difficoltà. Noi per fortuna i nostri ragazzi siamo andati sotto dopo 3 minuti. È vero, e già partire con un gol di svantaggio, sapendo quello che poteva succedere, non era facile. Perché è stato un autogol, un infortunio da parte nostra, ma poi i ragazzi hanno reagito alla grande, hanno fatto un primo tempo veramente stratosferico e anche il pubblico di Favara in diverse azioni, devo dire, ed è questo motivo di orgoglio per noi, ci hanno applaudito perché veramente i ragazzi poi hanno fatto una gara straordinaria, l'hanno ribaltata
E poi alla fine abbiamo subito un pareggio al 45 su una punizione spettacolare, devo dire, un gol. Nel calcio ci sta pure E questo. quindi questo ci ha portato poi a quel cerchio del Diciamo che centrocampo. vi siete un po' impauriti, no? Perché poi alla fine, sapendo che eravate lì per lì, il pareggio potenzialmente poteva avvicinare ad una sconfitta, un po' di tensione ci Beh, può un po' anche di stare, tensione, sì, alla Presidente. a fine stagione è chiaro, dopo un anno così tirato e sei a un passo, diciamo, da raggiungere È l'obiettivo, vero. è chiaro che ti viene un po' di tensione, anche per la giovane età dei nostri ragazzi, sai, un po' di apprensione c'è. Però poi abbiamo fatto il massimo, devo dire, l'abbiamo fatto anche bene. Senta, una domanda che poi magari le rifarò nella parte finale della trasmissione. Avete un progetto che sta continuando, perché già l'apertura di Casaenna la scorsa stagione è stato un bel inizio, quest'anno avete consolidato probabilmente questa Serie D. La prossima stagione non dico che è la stagione della svolta, ma credo che sarà un'altra stagione da puntellare con dei progetti chiari, o sbaglio? No, no, non sbagli. Adesso, dopo una stagione così, è giusto prendersi un po' di riposo. meritato riposo. Poi faremo le valutazioni necessarie e capiamo quello che c'è da fare e come si deve fare. Ancora presto parlare anche di scelta tecnica per quanto riguarda la guida della squadra. Prestissimo. Anche se Cimino devo dire che ha fatto un mezzo miracolo, no? Cimino è stato un grande uomo, lo devo dire perché l'ho detto in conferenza stampa dopo Favara. È stato un grande uomo perché nel momento più difficile ci ha messo non solo la faccia, ma ci ha messo tutto quello che poteva mettere un uomo per portare a casa quel risultato. La calma giusta, ha Esattamente. tranquillizzato e resettato l'ambiente e non è facile, soprattutto in Serie D. Bene, allora a questo punto iniziamo a parlare appunto di Serie D e lo facciamo naturalmente anche con i risultati e le classifiche. Domenica si è giocata questa ultima giornata del campionato, la 17ª giornata, eccola qua la schermata dei risultati, il pareggio della Castrum Favara con l'Enna Calcio 2-2, vittoria della Gelbison 1-0 contro il Città di Gela, vince anche il Messina con il Milazzo, così come vince anche la Nissa 4-1 contro il Paternò Calcio. Esterna vittoria dell'Athletic Club Palermo 2-1 contro il Ragusa, 4-2 invece della Regina contro il Sambiase, 3-0 del Savoia, vince anche la Vibonese 1-0 contro il Città di Aciriale ed infine vittoria per 4-1 del Vigor Lamezia contro la Nuova Igea Virtus. Abbiamo già detto della vittoria della Savoia che la prossima stagione disputerà il campionato di Lega Pro, prima classificata con 69 punti, con 67 Nis FC, Regina 1914 con 66, con 60 Athletic Club Palermo e Gelbison, 53 punti per Sambiase e Nuova Igea Virtus, con 44 punti il Milazzo, 42 la Vigor Lamezia, con 40 il Città di Gela, con 38 Castrum Favara, 36 punti Enna Calcio, 35 Vibonese, con 34 Ragusa Calcio, 32 punti per Messina e Città di Aciriale, e poi con 29 la San Cataldese e con 19 il Paternò. Rimaniamo con questa schermata, in rosso come potete ben notare le 4 squadre che disputeranno i playoff, la Nissa che giocherà in casa contro la Gelbison e la Regina 1914 anch'essa in casa contro l'Athletic Club Palermo. I play-out saranno Vibonese Calcio in casa che giocherà contro il Città di Aciriale ed infine Ragusa Calcio contro il Messina. Si aspettava questa griglia play-out così un po' ingarbugliata? Sì, sinceramente sì, perché diciamo, c'è stata una lotta incredibile in tutte le parti della classifica, sia nelle parti alte che nella parte bassa, per tutto il campionato, ed è questo che ha reso il campionato bellissimo fino alla fine, agli ultimi minuti, come abbiamo visto nelle Forse immagini. la Vibonese è stata un po' la squadra che inaspettatamente poi è stata catapultata nella griglia play-out. Sì, diciamo che ha avuto un calo nella parte finale della stagione, per cui diciamo, si è trovata invischiata, diciamo, perché poi diventano sabbie mobili. È un attimo nel
entrare dentro queste sabbie mobili e poi tirarsi fuori è sempre molto difficile, perché devi giocare anche con i risultati delle altre squadre. Esatto, perché ci sono stati tanti scontri diretti, tante squadre coinvolte, quindi è stata dura, durissima per tutti. Durissima per tutti. Allora, le prime immagini mi sembrano doverose regalarle con la partita vinta dal Savoia 3-0 contro la San Cataldese. Il San Cataldese che con questa sconfitta abbandona il campionato di Serie D. Savoia 1908, quindi prima classificata, la prossima stagione disputerà il campionato di Lega Pro. Guardiamo gli highlights. Quanti anni hai? Non importa. Che tu sia un bambino o una bambina, che tu ne abbia 20, 30, 40, 50, o che tu sia uno di quelli con il segno delle rughe del sole e del freddo, delle trasferte e del giro, oggi non è età. Oggi hai un sogno e quel sogno è lì a 90 minuti da te. Quando l'arbitro fischierà potrai chiudere in un cassetto gli anni senza calcio, quelli a Cardito, quelli sui campi di periferia, quelli fatti di attese, sacrifici, delusioni. C'è solo una linea tra te e quel sogno, una linea che può attraversare un tiro di Muñoz, Guida, Umbaca, Nussbaumer o chiunque indossi questa maglia. Ma quel pallone oggi deve varcarla, perché quella linea non è solo la linea di porta, è il confine tra sofferenza e gloria, tra delusione e gioia, tra dilettantismo e professionismo. È l'ultimo ostacolo, l'ultimo passo per riportare il Savoia dove merita. Buon pomeriggio da Luigi Capasso, buon pomeriggio a tutti per raccontarvi Savoia San Cataldese, ultima giornata del campionato di Serie D, girone I che vedrà i bianchi impegnati contro una squadra in lotta per la salvezza e che deve fare punti al giro per evitare la retrocessione diretta. Insomma, è un match di vita o di morte. Savoia costretto a vincere, San Cataldese costretta quantomeno a fare punti per evitare la retrocessione. Ledesma, il lancio in avanti a cercare Nussbaumer. Olivieri, attenzione a Muñoz! Che gol di Muñoz! Ha segnato Muñoz! Ed è un gol che può entrare nella storia! Dani Muñoz! La battuta di Ledesma dentro su Nussbaumer verso il primo palo, il tocco per Umbaca e il gol! Ciccio Umbaca! Gol del 2-0 per il Savoia! Ciccio Umbaca! Ci siamo quasi! Ci siamo quasi! Ci siamo quasi! Vi ricordo, ci siamo quasi! La bola di Muñoz, Umbaca, Fiasco, la sterzata di Andrea Fiasco, l'appoggia all'indietro, il tiro di Ledesma, il gol! Il gol! Ci siamo! Ci siamo! Ledesma! Ledesma! Ci siamo! Ci siamo! Sono le 17:05 del 3 maggio 2026. Il Savoia è in Serie C. Un grandissimo Savoia, una grandissima stagione. Il Savoia vince il campionato. Un anno intero di lavoro, di sacrifici, di battaglie sul campo e fuori. Tutto coronato da questa promozione meritata, conquistata con le unghie e con il cuore. Il Savoia è in Serie C. È un motivo di orgoglio vedere tanta gente che ci si è stretta intorno alla squadra del paese. Ci hanno chiesto all'inizio di rendere la squadra un'immagine della voglia della gente di Torre Annunziata di reagire sempre alle negatività, alle difficoltà che incontra quotidianamente, e noi abbiamo fatto di tutto per renderla orgogliosa di noi, abbiamo fatto di tutto per creare le condizioni per colmare probabilmente anche un gap che c'era con le squadre che erano partite con un margine superiore al nostro, e oggi è motivo di orgoglio e di grande emozione per me essere a festeggiare con tutto questo grande pubblico che veramente merita altri palcoscenici.
il presidente fuori diretta mi ha detto è una bella squadra, voi ci avete giocato, sapete benissimo che atmosfera insomma viene creata intorno alla squadra quando questa squadra gioca in casa. Eravate addirittura in vantaggio quando avete giocato lì 2-0, però quella spinta di quel pubblico vi ha creato qualche problema, infatti è finita 2-2 la partita. È finita 2-2, abbiamo preso 2 gol nei minuti di recupero, il 92esimo e il 94esimo. Sino all'ultimo ci hanno creduto, Ci hanno creduto, sì, perché ripeto non possono fare diversamente, lì il pubblico spinge veramente tanto, veramente tanto. Ed è stato bello vivere quell'emozione, è stato è vero, bellissimo. Proprio come esperienza anche sua personale, Come no, credo, come no? no, come Perché no. poi quando uno arriva a giocarsi una partita così a grandi livelli e addirittura porta a casa, in questo caso un pareggio, è una bella quello è soddisfazione anche dal punto di vista proprio professionale. Assolutamente, quello è stato un pareggio tra l'altro che ci è stato strettissimo perché abbiamo avuto diverse occasioni per Sì, fare è il 3-0. vero, è vero. Abbiamo fatto una partita stratosferica, i nostri ragazzi veramente, infatti erano, vedevo anche il pubblico era un po' incredulo, no? Perché diceva, com'è possibile? Cioè, com'è possibile che questo Enna ci sta creando questi problemi? Esattamente, poi devo dire che poi sul finale diciamo, della partita loro hanno cambiato Hanno marcia, spinto hanno tutto. spinto molto e Va bene. hanno meritato il pareggio. Ci può anche stare. Guardiamo invece la vittoria della Gelbison 1-0 contro il Città di Gela, e sul Città di Gela insomma, qualche domandina al presidente gliela voglio fare. A tra poco. La Gelbison si congeda dal pubblico amico del Giordano con un'altra vittoria e conclude nel migliore dei modi una stagione partita in salita e finita in grande spolvero che ha permesso al team cilentano di accedere ai play-off. La vittoria degli uomini di Agovino consente ai rossoblù di raggiungere il quinto posto in classifica, l'ultimo utile per accedere alla fase post-season. I cilentani hanno invece terminato la regular season con gli stessi punti dell'Athletic Palermo, ma in virtù di una migliore differenza reti negli scontri diretti la formazione nero-rosa palermitana si piazza al quarto posto. La gara con il Gela parte con 37 minuti di ritardo a causa di un blocco in albergo da parte dei responsabili della struttura alberghiera di Agropoli, dove alloggiava il team siciliano, che lamentava il mancato pagamento di un bonifico. La vicenda si è poi risolta con il pagamento immediato da parte della società, ma questo non ha impedito il ritardo nel fischio d'inizio del match, partito con la Gelbison subito padrona del campo. Diverse le occasioni per i rossoblù, con Liurni al minuto 12, poi al 17esimo De Feo non trova il bersaglio, poi ancora Liurni ci prova dal limite, ma l'estremo Colace tiene a galla il Gela che si fa notare al 20esimo con Cangemi. La gara si sblocca nella ripresa al minuto 8 grazie a Cascio che dal limite fa partire un tiro di sinistro che batte il portiere siciliano per la rete che decide la sfida. La Gelbison nei playoff affronterà in gara secca in trasferta la Nissa, avendo a disposizione solo la vittoria per raggiungere la finale. Ecco, la domanda che voglio fare al presidente dell'Enna Calcio riguardante il Città di Gela è una domanda un pochettino pericolosa, perché dobbiamo parlare anche di quello che è successo in casa della Gelbison, no? Gela bloccata in albergo finché non è arrivato poi il bonifico insomma, del pagamento dell'albergo. Sono cose che secondo me non dovrebbero mai succedere. Certo, succedono, non sappiamo le motivazioni, però sono delle cose che macchiano anche in un certo senso il marchio del calcio siciliano. Io non so sinceramente se poi è così o non è così, chiaramente sono cose che dispiacciono e per chi fa calcio sappiamo i sacrifici che si fanno, infatti. gli investimenti che si fanno, per cui dico io do tutte le mie solidarietà a... No, ma su questo sono d'accordo anche io, però è anche vero che bisogna farsi delle domande e darsi delle risposte. Bisogna capire se in alcuni casi è il caso di andare avanti oppure magari fermarsi un po' prima, perché poi avere questi problemi non è bello per nessuno. Assolutamente. Io spero che non sia così e sia magari una fake news. Anche se a Gela so che insomma, la società vuole mollare, si parla di un passaggio al sindaco per cercare di salvare la categoria, però è anche vero che poi diventa sempre molto ingarbugliato, non conosciamo i fatti più di tanto, su questo dobbiamo Io l'unica cosa ammetterlo. che ti posso dire è che fare calcio, soprattutto nella nostra realtà, e farlo a questi livelli è difficile. Lo dice chi lo fa da 10 anni. Certo, è da 2 in Serie D. È da 2 in Serie D, è molto difficile perché è dispendioso non solo economicamente, ma soprattutto a livello organizzativo. È vero. Perché c'è una macchina dietro che è importante, quindi
non è solo l'aspetto economico. Presidente, non dobbiamo più parlare di dilettantismo, parliamo ormai di professionismo quasi. A questo livello sì, io, perché ripeto è una quarta serie, è la ex C2 di una volta. Perfetto. E il livello che vediamo, gli investimenti, il livello che vediamo diciamo, delle partite ci fa pensare alla vecchia C2, certo. perché in realtà ci sono piazze e bacini di utenza importantissimi. È vero. C'è piazze come Torre Annunziata, Caltanissetta, Messina, Reggio Calabria, Sì, tutte sì. piazze che hanno fatto la Serie A. E come? E quindi per i piccoli centri, io dico rappresento un piccolo centro, lottare con queste piazze è motivo di orgoglio e bisogna farlo nel miglior modo possibile. Assolutamente, condivido il suo pensiero e mi è piaciuta la sua risposta sempre molto lineare, perché giustamente parlarne comunque serve tanto. Noi ci auguriamo che a Gela si possano risolvere al più presto tutti i vari problemi che sono sorti soprattutto nella seconda parte della stagione. Parliamo della regina? Che facciamo, Presidente? Questa regina che andrà a fare adesso i playoff, che serviranno a poco secondo me. Proteste da parte dei tifosi nei confronti del patron Ballarino, in un certo senso anche qualche piccola protesta nei confronti di mister Torrisi. Questa cosa credo che secondo me è stata un po' aumentata. Io non credo che il presidente patron Ballarino abbia delle colpe specifiche, perché alla fine lui comunque ha investito in un progetto di vittoria conclusiva, ha preso Torrisi che ha completamente cambiato il percorso di questa regina. Dove sono secondo lei gli sbagli a questo punto? Per questo io rimango spiazzato, cioè condannate Ballarino e in un certo senso anche Torrisi, ma io mi faccio delle domande da fuori e dico, ma scusate, ma perché ve la prendete con questi due elementi? Guarda, io non lo so quali sono gli errori o gli eventuali errori. L'unica cosa che posso dire è che il presidente Ballarino e Torrisi hanno poi cercato di dare un'impronta diversa diciamo, nel girone di ritorno. E ci sono riusciti. E ci sono riusciti perché Torrisi ha fatto diciamo, risultati importanti. Credo che sia il primo come punti totalizzato il primo e il secondo, quindi sì. ha fatto il proprio dovere. Come ti dicevo fuori onda, che purtroppo vincere i campionati, qualunque tipo di campionato è difficilissimo. Vincere è difficile in tutte le categorie, quindi non c'è mai nulla di scontato e poi è ancora più difficile nelle piazze importanti, perché Reggio Calabria è una piazza non storica. Non ti perdonano nulla. Niente, quando tu sbagli 1 o 2 partite diventa durissima poi riprendere la rotta e poi raggiungere l'obiettivo, perché ripeto c'è tanta pressione, tanta aspettativa, e quindi che la regina in Serie D deve vincere per forza. Sì. E quindi quando qualcosa va storto diventa duro. Anche se volendo con Torrisi è andato pochissimo storto, secondo me una partita è andata storta, quella con la Ciriale, sì, perché se con la Ciriale avesse vinto non stiamo qui adesso a parlare. Ma ha recuperato, io mi ricordo quando è entrato lui, ha recuperato tantissimi punti, ha recuperato era 12 punti dalla vetta. Esatto, 11 punti, una cosa del genere, quindi voglio dire ha fatto il proprio lavoro, però magari era questa rincorsa poi in qualche partita la paghi. Guardiamoci gli highlights e sentiamo anche la voce di mister Torrisi, allenatore della regina. Diciamo che quando poi non si raggiunge la vittoria del campionato è normale che tutti dobbiamo essere consapevoli e autocritici, perché potevamo, dovevamo e dovevamo in tutti i modi inventarci qualcosa anche per fare di più, non l'abbiamo fatta perché poi alla fine è mancato veramente poco dopo questa grande rincorsa, dopo aver riaperto un campionato, dopo aver rimesso in piedi una stagione chiusa che andava verso una direzione veramente critica, e quindi il rammarico è tanto perché poi alla fine la consapevolezza che questo campionato era alla portata c'è, e quindi, per come ho detto più volte, io penso di essermi costruito da sempre una mentalità vincente e ripeto, per me chi vince ha ragione, e quindi quando non si vince purtroppo le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Fare l'allenatore della regina, sedersi al granillo davanti in uno stadio del genere, con la curva, con la tifoseria che ti contesta, non ti contesta, che tifa, che non tifa, ma è vivere un sogno. Cioè noi facciamo il mestiere, il lavoro più bello del mondo, ma le pressioni che sono queste? Che siamo dei privilegiati. Io vivo per questo. Qualora non fosse così, non posso fare questo lavoro.
La cosa che mi deve preoccupare a me non è il futuro, è fare il bene del mio lavoro e soprattutto farlo al massimo, perché il futuro poi dipende da quello. Se dovessimo iniziare insieme, ci sarà un tavolo, ci sediamo, valutiamo. Da parte mia, ripeto, l'ho detto ieri, non c'è nessun tipo di problema. A me quando mi ha chiamato ballerino, io ho firmato senza neanche leggere, perché quando ha chiamato la regina non ha categoria, la regina è la regina. Quindi il futuro ci pensiamo dopo. Di sicuro, se dovesse esserci un futuro, il futuro può avere solo una strada maestra, che è quella di stravincere, non di partecipare, di stravincere. Ci sono piaciute moltissimo le dichiarazioni di Alfio Torrisi, determinato come del resto è stata determinata questa regina nella parte successiva al suo arrivo a Reggio Calabria. Tantissimi punti, qualche punto purtroppo perso, ma ci può anche stare quando devi andare a rincorrere e recuperare l'handicap. Sappiamo benissimo che la regina, soprattutto nella parte iniziale, qualche punto pesante lo ha perso e poi alla fine se l'è ritrovato Torrisi, che ha fatto secondo me un miracolo lo stesso. Speriamo bene nei playoff, anche se purtroppo, come abbiamo detto poc'anzi, i playoff contano poco, perché ci dovrebbe essere una classifica, però... Contano poco, sì, però per le piazze come Reggio Calabria probabilmente possono dare tanto, perché Però... se vinci i playoff entri nella graduatoria, diciamo, per un eventuale ripescaggio. La storicità ti aiuta. È uno stadio come Reggio Calabria, qualora ci fossero le condizioni, non so se sono in classifica come sono messi, ma secondo me saranno tra i primi. Sì, tra i primi. Quindi assume anche valore, la Nisse è tra i anche primi. la Nisse è tra i primi, quindi assume valore sotto questo aspetto anche il È playoff. vero. Voglio parlare dei play-out che ci saranno la settimana prossima, perché guarda caso l'ultima giornata ha visto di scena la Vibonese in casa contro il Città di Aciriale, che perde all'ultimo istante proprio contro la Vibonese e sarà appunto nei play-out Vibonese che giocherà in casa Città di Aciriale. Nel frattempo possono partire le immagini di questa partita che si è giocata domenica, vittoria proprio sul filo di lana. Sarà un play-out da prendere con le pinze, perché la Aciriale per salvarsi deve vincere. Sappiamo addirittura che è stato esonerato Cozza, adesso c'è il suo vice Vittorio Iemma. Probabilmente l'ambiente non è sereno e andare a giocare una partita di questo genere sarà molto molto difficile. Presidente. Ma sì, lì penso che il problema proprio ambientale non li abbia aiutati quest'anno, perché poi come nomi la Aciriale ha una bella squadra, però purtroppo se non trovi quell'alchimia che ti serve per creare il gruppo, creare diciamo quell'ambiente che enfatizza un po' quello che fai, diventa che difficile. ti fa stare sereno. Forse paradossalmente andarla a giocare fuori in questo momento è anche meglio per le gente. Però è anche vero che la Vibonese, che si è ritrovata adesso catapultata nei play-out, giocare con 2 risultati su 3 Certo, sicuramente un po' aiuta. Assolutamente. Poi sappiamo benissimo che nei play-out nulla ci è stato insegnato, che non si possono mai definire ancora prima di giocarli. Prima si giocano e poi dopo... Sono partite, come si dice in gergo, secche, cioè quindi può succedere Può di tutto. succedere. Quindi... Chi vede quindi avvantaggiata? Mi dia un pronostico, le chiedo questo. Io vedo avvantaggiata la Vibonese per i motivi che hai detto tu, perché gioca in casa, perché Gioca ha in 2 casa. risultati su 3, Sì. quindi è chiaro che ha un po' di vantaggio. Ma ripeto, è sempre una partita singola. È vero. Messina invece che giocherà i play-out contro il Ragusa, in casa del Ragusa. Tutto questo grazie anche alla vittoria 1-0 contro il Milazzo. Guardiamoci il servizio. Ultimo giro di giostra per il Messina, che chiude la stagione regolare ospitando al Francoscoglio il Milazzo. Partita vitale per i biancoscudati in ottica play-out, con 2 risultati su 3 a disposizione contro i mamertini, che non hanno più niente da chiedere al campionato. Attenzione puntata anche a Torre Annunziata, dove la San Cataldesi, a pari punti con l'ACR, è impegnata contro la capolista Savoia, sperando in buone notizie. Dirige il signor Saffiodi della sezione di Como. Si inizia con qualche minuto di ritardo al San Filippo, dove la prima occasione è per i padroni di casa con il cross di Touré per il colpo di testa di Maisano centrale. È un Messina vivace in questa prima fase, che vede gli uomini di Feola avvicinarsi più volte dalle parti di Quartarone, come al 21esimo, quando Maisano sgasa sulla destra e mette al centro per Zucco, che controlla e calcia. La conclusione termina di poco a lato.
Passa un quarto d'ora e ancora l'otto giallo-rosso si rende pericoloso, riceve palla da Bombaci e ci riprova con il sinistro, parato da Quartarone. Al 39esimo la più grossa chance per il vantaggio peloritano, traversone verso Matese che di testa mira all'angolino, intervento strepitoso di Quartarone che con la punta delle dita nega la gioia del gol al numero 25 giallo-rosso. 0-0 all'intervallo. Nella ripresa è ancora il Messina propositivo in avanti alla ricerca dell'occasione buona per sbloccare la situazione e la chance la costruisce dopo 9 minuti Touré che riceve palla sulla sinistra, semina un paio di avversari e calcia da posizione defilata trovando un gran gol dalla parte opposta della porta, invisibilio il San Filippo per il gol del francese. Dopo l'1-0 la partita si spegne, girandola di cambi da una parte e dall'altra che vede l'ingresso anche di Kaprov proprio al posto di Touré. Al 79esimo l'argentino prova a mettersi in mostra con l'apertura per Bombaci che entra in area e calcia alto. Succede poco o nulla fino al triplice fischio. Con questo 1-0 il Messina stacca la San Cataldese sconfitta per 3-0 dal Savoia e si assicura il play-out in trasferta domenica prossima. Garuffi e compagni si giocheranno la permanenza in Serie D all'Aldo Campo contro il Ragusa. L'altro big match, l'abbiamo detto, Ragusa-Messina. Un pronostico, Presidente, secondo lei come andrà a finire? Perché anche questa è una partita, sì, certamente Ragusa avvantaggiato da 2 risultati su 3, ma questo Messina, visto proprio non tanto col Milazzo, ma anche in qualche altra partita, è un osso duro. Ma il Messina è una bella squadra, ci ha fatto 46 punti sul campo. E mica sono pochi, non è che sono pochi, chiaramente hanno subito questo trapasso societario, quindi chiaramente qualcosa la lasci sul campo a livello come energie mentali e tutto quanto, però secondo me è una bella squadra, quindi è vero che il Ragusa ha 2 risultati su 3, ma mi dicono che c'è un esodo dei tifosi messinesi verso il Ragusa. Per fortuna giocano in un campo di casicampo, con una struttura che può accogliere anche quindi i sarà tifosi una bella partita difficile per entrambi, quindi io la vado a vedere. Ah, va a vedere la partita, bene, quindi il pronostico lei però mi dice un po' Ragusa. Sì, sempre diciamo per i 2 risultati su 3 a favore, comunque è un vantaggio. È vero. È andata malissimo invece alla Nuova Igea, sì d'accordo, ha perso un'altra partita contro la Vigor Lamezia, ma il campionato ha perso per strada una protagonista. Nel frattempo possono già partire le immagini di questa sconfitta contro la Vigor Lamezia. È una squadra che è stata, secondo me, sfortunata, perché perdere in questa maniera una stagione, perché avrebbe potuto benissimo competere, per un cavillo giustamente tecnico che va pagato, perché lì c'è stato uno sbaglio, fa tanta amarezza e soprattutto pensare anche agli investimenti che sono stati fatti, Presidente. Sì, assolutamente sì, Ettore. Questo ci riporta al discorso che facevamo prima, fare calcio a questo livello è un professionismo, perché tu non puoi sbagliare nulla. Se sbagli qualcosa, come in questo caso magari una piccola disattenzione o una svista, ti fa saltare una stagione, ti condanna, fa svanire diciamo, tutti quegli investimenti che tu hai fatto per lottare per un obiettivo. Poi è vero che gli hanno dato 5 punti di penalizzazione, poi magari dopo è difficile ritrovare la strada, perché tu stai lottando per vincere il campionato, sai che ci sono altre 4 squadre altrettanto forti come te che viaggiano a un certo livello, è difficile poi quei 5 punti sono diventati un macigno, quindi poi chiaramente ti lasci un po' andare, si può capire. Questo vuol dire che non è escluso che la Nuova Igea la prossima stagione può veramente diventare una mina vagante che può creare dei problemi, perché ha una struttura interessante, a parte la piazza storica. Barcellona è una piazza importante, ripeto, un indotto economico di tutto il rilievo, quindi voglio dire, se decidono di fare un campionato di vertice nessuno glielo vieta, e lo hanno fatto già quest'anno, è vero, e quindi nessuno glielo vieta di farlo anche l'anno prossimo. Vedremo quello che succederà, perché poi per iniziare la prossima stagione c'è tutto l'estate per chiacchierare, parlare, progettare e capire bene quali sono gli elementi giusti per vincere un'altra stagione. Chi non l'ha vinta è la Nissa. Presidente, prima di andarci a vedere gli highlights di questa vittoria scontata 4-1 contro il Paternò, dov'è che secondo lei la Nissa è venuta meno? Perché non l'ha vinto questo campionato la Nissa? Ma secondo me ha pagato qualcosa all'inizio, qualche errore di valutazione all'inizio, hanno perso diverse partite che erano sicuramente alla loro portata diciamo,
i calciatori che avevano in rosa, per gli investimenti, ripeto, fatti, quindi magari all'inizio qualcosa sicuramente l'hanno sbagliato, sottovalutata. Chiaramente poi quando ti trovi a rincorrere, come è stato il caso della Regina, Sì. poi non puoi più sbagliare nulla. Quando sbagli poi una partita che ci può stare, poi non riesci più a recuperare. L'arrivo di Gaetano ha aiutato, però è anche vero che quando i punti sono tanti, tra l'altro ha dovuto fare secondo me anche un lavoro di collante all'interno dello spogliatoio, perché le voci di siti vari, anche dalla guida tecnica, erano alla portata si di diceva, orecchio da parte di c'erano molti. queste voci, io non so all'interno sinceramente certo, queste cosa sono soltanto voci, sono noi non possiamo confermarlo, noi possiamo ci solo mancherebbe. vedere il campo, chiaramente vedendo Però i risultati parlavano a i sfavore. risultati, diciamo, dicevano questo. Ripeto, è una squadra importante, investimenti importanti. Alcune partite secondo me dovevano andare diversamente e questa cosa gli ha creato, diciamo, anche lì un problema ambientale. Per non parlare poi del pareggio in casa del Sambiase, che stava giocando la finale di Champions League, però è anche vero che bisogna onorare il calcio come l'ha fatto l'Atletico nei confronti del Ragusa proprio domenica. Assolutamente sì, e questo è il calcio che a me personalmente piace. Condivido assolutamente. Guardiamoci il servizio 4-1 della Nissa contro il Paternò. C'è l'amaro in bocca di chi sa di aver mancato una grande occasione. Dopo il pareggio sul campo del Sambiase, la strada verso la Serie C si è spalancata per il Savoia. Basterà battere la San Cataldese e conquistare il girone I. In contemporanea la Nissa gioca al Marco Tomaselli di Caltanissetta contro il Paternò. La Nissa che ha dimostrato di essere squadra forte, compatta, capace di restare protagonista fino in fondo. Al Marco Tomaselli allora l'ultimo abbraccio col proprio pubblico, il modo migliore per incorniciare una stagione comunque positiva. Formazione a confronto: Nissa con Castelnuovo, Bruno, Cusumano, Megna, Rapisarda, Palermo, Agnello, Rodulo, Napolitano, De Felice e Terranova. Risponde il Paternò, già retrocesso: Lucatelli, Marchetti, Ferrandino, Fernandes, Moriceau, Dalola, Lucca, Scalon, Romano e Zinnà. Tutto allora pronto per raccontarvi del film del primo tempo per quest'ultima sintesi della stagione targata Nissa. 2 minuti di gioco, il retropassaggio di Fernandez per Lucatelli, il Paternò in fase di alleggerimento sbaglia però l'estremo difensore favorendo il recupero in area di rigore di Palermo che sblocca così il risultato immediato, il vantaggio 1-0 per la Nissa. La risposta del Paternò arriva al settimo, il pallone per Zinnà che riesce a prendere il fondo in area di rigore, la mette in mezzo, sembra tutto fatto per il pareggio di Romano che però si incarta davanti a Castelnuovo. Minuto 13, Terranova salta il diretto avversario, apre a destra per Rapisarda, sguardo in mezzo, cross sul secondo palo, arriverebbe il gol del 2-0 firmato De Felice, ma viene segnalata posizione di fuorigioco, non è d'accordo l'attaccante. 24esimo, traversione sul secondo palo, c'è un batti, Megna alla fine prova a sbucare ma Lucatelli lo ferma, così e per il direttore di gara è un intervento da calcio di rigore. Massima punizione per la Nissa che può trovare il 2-0 già al 25esimo, dal dischetto si presenta Terranova, bravissimo però Lucatelli che indovina il lato, si distende alla grande e tiene l'1-0. Minuto 27, cross dalla destra per Zinnà che di testa non trova lo specchio della porta. Al 36esimo invece risponde la Nissa con il mancino di Rodulo, c'è la respinta di Lucatelli, si avventa De Felice, ancora una grande occasione per De Felice, stavolta però la manca lui. Minuto 42, Nissa il filtrante di Terranova ancora per De Felice che dalla sinistra cerca sul secondo palo un compagno e Rapisarda ancora in acrobazia clamorosa, il pallone non entra per il 2-0 e finisce così il primo tempo al Tomaselli. È 1-0 per la Nissa contro il Paternò in quest'ultima giornata di Serie D. Fino a questo momento decisivo il gol di Palermo. Partiamo col film della ripresa al 50esimo, Terranova per Cusumano che di prima serve il capitano Agnello, chirurgico il destro che schizza all'improvviso e vale il raddoppio bianco scudato. Minuto 59, Palermo apre a destra per Rodulo, la Nissa gioca adesso sul velluto, ingresso in area di rigore di Riccardo Rodulo, destro potente, il pallone però è sull'esterno della rete. Al 64esimo rimane vivo il Paternò, dalla distanza ci prova Daloia, respinge il portiere Castelnuovo. 72esimo, doppio cambio nella Nissa, Cragle cittadino per Rodulo e Agnello. 74esimo, entra Tumminelli per Rapisarda. Arriviamo al 79esimo, ancora Palermo che sale in cattedra, passa in mezzo a 2 avversari a centrocampo e manda in profondità De Felice, si spalanca la grande occasione per l'attaccante di trovare il gol del 3-0, il controllo, il pallone che finisce all'angolino basso, ancora Nissa in rete. 81esimo, adesso le squadre
squadre giocano anche più larghe, arrivano tanti gol, lancio in profondità per Zinà che riesce a controllare la sfera, ingaggia il duello con Bruno, passa Zinà, ancora volenteroso, ingresso in area di rigore, ancora un dribbling, poi in mezzo dove arriva Rezza che deve solo spingere in rete, il gol del 3-1, ma l'ultimo gol è ancora della Nis ed una bellissima rete, quella da parte di Kragl che viene servito fuori area, si coordina così e col sinistro non lascia scampo al portiere, pezzo di bravura firmato Olli Kragl, 4-1, 91esimo, la Nis effettua ancora 2 cambi, entrano Mondello e Bondato, Castelnuovo e Napolitano. Finisce così la gara, finisce anche il campionato della Nissa che chiude il girone al secondo posto a 2 punti dalla Savoia. Nissa dunque che arriva seconda a 2 punti dal Savoia, Nissa che giocherà con la Gelbison la partita playoff. Che partita sarà? Lei ha avuto modo di guardare bene tatticamente come giocano queste 2 squadre. Chi potenzialmente, a prescindere da Nissa che ha 2 risultati su 3, ma quello lo abbiamo detto nei playoff, non dico che si annulla, ma diventa non fondamentale. Secondo lei come andrà a finire? Ma secondo me questa sarà veramente una finale, una bella partita, perché troviamo 2 squadre. La Nissa chiaramente ha fatto un campionato stratosferico, al di là che poi l'ha persa all'ultimo, diciamo, ma il campionato ha fatto un campionato incredibile. E dall'altro lato secondo me trovano una delle squadre più in forma del campionato in questo momento. Pronta. Noi l'abbiamo incontrato 2 settimane fa e io in conferenza stampa ho detto che veramente mi ha impressionato, perché ha fatto secondo me la squadra più forte che ho visto a Gaeta. Addirittura? Assolutamente sì, perché per come si muovevano in difesa. Hanno vinto 1-0? Hanno vinto 1-0, anche lì noi voglio dire, sì, vabbè, mi ripeterò, noi tempo scaduto. Sì, abbiamo giocato anche lì una grandissima partita, abbiamo preso una traversa, il rigore non ci hanno dato, però va bene, quello che ho apprezzato invece è come si muoveva con la squadra. E questo è importante. L'ho apprezzato molto, molto, perché ripeto, vedendola giocare era anche un piacere vederla giocare. È vero, è vero. Allora chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D, lo facciamo con una breve intervista di un giocatore dell'Athletic Club Palermo che vince 2-1 in casa della Ragusa. È stata una partita rigida perché la squadra avversaria è stata brava a gestire alcune situazioni. Sicuramente il campo non ha permesso il nostro gioco, però siamo comunque riusciti a fare il nostro, sbloccando la partita nel secondo tempo, quindi bene, e adesso testa ai playoff. Con la stessa testa che abbiamo avuto qualche mese fa, in quest'ultimo periodo non siamo riusciti a dimostrare il nostro gioco, quello che abbiamo saputo fare fino a 2 mesi fa, però adesso siamo carichi più che mai per riprenderci quello che purtroppo non abbiamo fatto nell'ultimo periodo, e di affrontarli con la massima concentrazione e la massima grinta e voglia. Beh, anche l'Athletic Club Palermo giocherà in casa della Regina. Sarà una partita, non dico equilibratissima, ma la Regina probabilmente è affamata, ma questo Athletic ha dimostrato in casa del Ragusa che vuole onorare il campionato sino all'ultimo, e l'idea di battere la Regina in casa della Regina credo che possa essere uno stimolo in più per la squadra palermitana. Ma assolutamente, andare a giocare al Granillo è uno stimolo per tutti, per chi soprattutto è nella categoria dilettantistica. Lo stadio Granillo ha fatto la Serie A fino a qualche anno fa, quindi per tutti è uno stimolo importante. Però secondo me troveranno una Regina arrabbiata, per cui credo che punteranno molto su questi playoff per quello che dicevo prima, per cui sarà difficile. Una finale Nissa-Regina, secondo lei? Sarebbe una bella finale. Sarebbe una bella finale, si giocherebbe eventualmente in casa della Nissa e questa potrebbe essere una chance in più per la squadra di Gaetano. Ci dobbiamo fermare, c'è una brevissima pausa pubblicitaria e poi chiuderemo con il campionato di eccellenza. Si sono giocati i playoff, a tra poco.
Penalty Awards, tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards presenta Ettore Tortorici. Rientrati, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo in diretta alle 15:30 ogni mercoledì sul canale 19 di TVM Palermo per tutta la Sicilia e anche sul canale 15 di 7 Gold in replica alle 19:20. Parliamo di eccellenza e lo facciamo subito con il girone A. Eccola qua la schermata con la vittoria del Camarat 2-1 contro il San Giorgio Piana e la sconfitta del Marsala 2-3 contro il Partinico in casa addirittura del Marsala. Pertanto la finale che si giocherà domenica sarà tra Camarat 1972 e Partinico Audace. Per i play-out sottolineiamo anche il fatto che si è giocato un primo spareggio tra Cus Palermo e Folgore Castelvetrano, è finita comunque 3-0 a tavolino perché la Folgore Castelvetrano ha rinunciato all'incontro. La finale play-out che si è giocata domenica tra Parmonval e Accademia è finita 0-0 con il salvataggio della Parmonval, l'altra sarà appunto tra 90-011 Bagheria e Cus Palermo e si giocherà domenica 10. Prima di andare a sentire un attimo anche le parole dell'allenatore del Camarat, io dico sempre che l'eccellenza per quanto riguarda i play-off è sempre più ingarbugliata perché Marsala, tanti investimenti, doveva vincere il campionato, cambio di guida tecnica, l'arrivo anche di Ignoffo che comunque ha fatto poco perché non ha cambiato il percorso di questa squadra, addirittura ha perso in casa la partita playoff. Camarat a questo punto leggermente avvantaggiato, anche se il Partinico Audace quest'anno è da prendere con le pinze. È una bella squadra, ha un entusiasmo, quindi è sempre da prendere con le molle. Quindi, come dicevi tu, i playoff dei Ceroni l'abbiamo fatti, abbiamo fatto l'eccellenza per 5 anni, quindi la conosco benissimo. E i playoff, noi siamo arrivati in finale nazionale, sì, lo so, mi ricordo. Storica finale che non voglio ricordare, chiaramente. Quindi sono difficili da giocare. Sono difficili anche perché incontri squadre che conosci pochissimo. Cioè, perché a differenza dei playoff di Serie D danno la possibilità di poter salire di categoria. E questa già è una cosa importantissima. Come no, tu danno degli stimoli a tutti certo. per poter fare, diciamo, il salto di qualità. Diciamo che le società investono con piacere ad un discorso playoff perché sanno che hai un obiettivo e lo puoi raggiungere. Un Camarat che vince 2-1 e che domenica gioca la finale playoff del suo girone. È stata una gran bella partita, abbiamo fatto un primo tempo ottimo, abbiamo trovato il gol e abbiamo meritatamente, poi il secondo tempo il San Giorgio è venuto fuori perché devo fare i complimenti a San Giorgio che è una gran bella squadra, però si sanno le playoff sono così e sono duri e alla fine abbiamo trovato il gol e dai, fortunatamente abbiamo vinto. C'era una bella cornice di pubblico e loro ci stanno dando una mano per andare avanti. È stata una partita difficilissima. Ho fatto un'altra intervista e avevo già fatto i complimenti al San Giorgio e glieli rifaccio perché se li meritano. Già in campionato ci avevano messo in seria difficoltà e oggi hanno riproposto il loro gioco e hanno creato delle occasioni, non demeritano sicuramente. Penalty Awards.
atleti migliori, più importanti allenatori, i dirigenti più bravi, tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards. Beh, un'altra ennesima occasione per ricordarvi che vi aspettiamo chiaramente il 16 di giugno alle ore 16 con ingresso gratuito a Caltanissetta per questa nuova passerella del calcio dilettantistico siciliano. Sarà la 13ª edizione dei Penalty Awards. Dopo il girone A partiamo subito con il girone B, sempre del campionato di eccellenza. Play-off interessantissimi, guardiamo subito la schermata con la vittoria del Calcio Avola 4-0 contro l'Atletico Catania 94 Via Grande e poi il Vittoria che invece pareggia 1-1 contro il Mazzarrone. Sarà il Vittoria a giocare appunto la finale contro il Calcio Avola, Vittoria che comunque sfrutterà il fatto del miglior piazzamento in classifica, pertanto giocheranno in casa del Vittoria questa partita molto interessante contro il Calcio Avola. Per quanto riguarda invece i play out, beh, la vittoria del Giarre 1-0 contro il Rosmarino è una vittoria che sorprende, ma devo dire che il percorso del Giarre nelle ultime settimane è stato molto interessante, quindi ha guadagnato la salvezza e la prossima stagione disputerà ancora il campionato di eccellenza. L'altro play out si giocherà domenica e sarà tra San Fratello Acquedolcese e SC Palazzolo. Il Vittoria è attrezzatissimo, battere nella finale l'Avola sarà certamente non facile, ma è alla portata. Sì, ripeto, io conosco diversi calciatori perché sono stati con noi nella 2 anni, tipo Cogimano, Zappalà, sono stati da noi, sì. quindi È uno zoccolo duro vincente dei campionati di eccellenza. ci lega una profonda stima che abbiamo reciproca, diciamo, con questi ragazzi, quindi dico, io faccio il tifo apertamente per loro. Hanno trascinato anche il Vittoria quest'anno. Ci abbiamo vinto un campionato, noi, quindi c'è molto affetto, quindi poi giocano in casa, come dicevi tu, hanno 2 risultati su 3. Dico, tutto lascia pensare che potrebbero Però farci. attenzione sempre a questo calcio Avola, perché l'Avola è già da 2 o 3 gamba. anni che si sta strutturando bene, quindi potrebbe anche sorprendere. Guardiamoci il servizio, la partita è finita 1-1 tra Vittoria e Mazzarone Calcio. Le squadre si giocano tutto in una partita secca. Diciamo che non è stata la migliore partita che ha fatto il Vittoria, però devo dire che i ragazzi hanno dato tutto, anche veniamo da una finale di stagione un po' troppo rilassato e questo forse ci ha creato qualche problema perché eravamo già qualificati come secondo posto già da 3 giornate alla fine e a volte, come si suol dire, i mali vengono a nuocere. Noi dobbiamo capire di che cosa vogliamo fare, cioè, se torniamo a essere la squadra che siamo arrivati qua con quello che abbiamo fatto, e allora credo che ce la possiamo giocare fino alla fine. L'Avola è una squadra tosta, anche loro hanno fatto un finale di stagione poco brillante, però stanno recuperando i giocatori. L'Atletico Catania penso è andato lì per vincere perché aveva un risultato solo e quindi, ripeto, essendo partite secche niente è sicuro, ecco. Sì, diciamo che fino all'espulsione eravamo in campo messi abbastanza bene e era difficile per loro trovare degli spazi. In 10 uomini abbiamo dovuto concedere di più, ma ricordiamoci che è una squadra che è stata costruita per vincere, che il mister l'ha ripresa e l'ha fatta veramente, devo fargli anche a lui i complimenti perché è una squadra che gioca, sa dove può far male e gli sfrutta tutte le possibilità e il potenziale che ha, però devo dire che oggi la nostra squadra è rimasta sul pezzo. Ho chiesto ai ragazzi prima della partita di uscire dal campo sapendo di aver dato il massimo e credo che forse hanno dato anche un po' di più. Ho fatto i complimenti alla fine della partita, gli ho detto che sono veramente orgoglioso perché è un tecnico che ha il piacere di vedere in campo i calciatori che fanno quello che gli è chiesto, ma soprattutto che mettono il massimo impegno, per un tecnico è gratificante.
Allora Presidente, il cuore le dice vittoria, ma grande rispetto anche per il calcio Avola, lei mi ha detto poc'anzi lo stesso. Ma io ho tanti amici anche ad Avola, devo dire, e poi è una piazza che mi è molto simpatica, infatti ho detto prima, è una piazza che si sta strutturando bene, che sta lavorando bene, quindi può sicuramente giocarsi le dire la sua, vedremo quello che succederà. A Vittoria si prevede il tutto esaurito e finalmente quello stadio ritorna ad assaporare anche, insomma, i successi del passato, le atmosfere di una Serie C che manca ormai veramente da tantissimo tempo, ma quelli erano altri tempi. Allora siamo alla conclusione della nostra trasmissione. Presidente, la domanda che le ho fatto all'inizio gliela ripongo adesso, probabilmente anche con qualche aggiunta. Una programmazione fondamentale anche per la prossima stagione. Sì, d'accordo, adesso c'è un momento di riposo doveroso perché la stagione è stata lunga, l'abbiamo detto, intensa sino all'ultimo istante, però è anche vero che quanto può durare questo riposo? Non molto, perché la Serie D ormai, insomma, a luglio deve essere già pronta la squadra. Assolutamente, abbiamo poco tempo per riflettere, perché si deve subito ricaricare le batterie per poi ripartire, quindi noi dobbiamo valutare, io e il mio grande amico Fabio, dobbiamo sederci a un tavolo e capire un po' quali sono anche gli obiettivi, no? Certo, quello che bisogna fare e come bisogna fare. Anche perché quando parliamo di obiettivi, una società è giusto che all'inizio della stagione si ponga degli obiettivi. Quelli che non se li pongono sappiamo benissimo che fine fanno, quindi credo che una società come Enna, che quest'anno insomma ancora una volta si è salvata con una stagione intensa, la prossima sarà la terza consecutiva in Serie D, e da quello che si dice il prossimo anno in Serie D ci saranno altre realtà importanti, perché su tutti Siracusa e Trapani, quindi bisogna essere veramente attrezzati e quindi vuol dire organizzarsi in tempo. Sì, infatti ho detto c'è poco tempo per riflettere. Noi ce lo prendiamo tutto e rifletteremo. Allora siamo fiduciosi tutti anche per la prossima stagione. Un saluto anche all'amministratore delegato Montesano, che speriamo di averlo prestissimo anche nei nostri studi. Per intanto buon riposo, buona visione di qualche playoff che andrà a vedere, perché credo che insomma è difficile che poi uno la domenica si stia a casa, perché ancora c'è troppo calcio in giro. Per chi ha questa passione è difficile. È vero. Grazie ancora Presidente. Grazie a te. Ciao. Ringraziamo dunque il Presidente dell'Enna Calcio, Luigi Stompo, Presidente di questa bella realtà che ha salvato quest'anno la stagione con grandissimo merito. Noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento chiaramente a domani, vi ricordo alle 21, sempre con penalty, lo spazio dedicato al campionato di promozione, ma anche al campionato di prima categoria che si è concluso, così come anche quello di promozione. Si sono giocati anche i playoff e i playout. Che dirvi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.